Buon pomeriggio e benvenuti al circolo sportivo Tevere Remo, dove stiamo per assistere alla 17ª giornata di Liga Calcio 5 C2 Girone A. Protagonisti della giornata Tevere Remo e Lusitano. Non lo so neanche questi. Le liste. Come faccio una domanda? Sta per avere inizio la partita con la Lusitana sulla battuta. Dai, Keston! Dai, raga! Dai, raga, concentrati. Dai, dai. Inizia ora la partita con la Lusitana che riparte da dietro, con il capitano ora sul pallone, gestisce il numero 6. Giro palla a cercare un varco, la retroguardia della Tevere Remo, padrone di casa. Ricordiamo, le due compagini sono divise da soli 3 punti, mentre sono quarta e quinta della classifica. Il lancio a cercare il numero 10, ma la palla si perde sul fondo. Il numero 2 è stato fermato fallosamente. Una buona occasione per la Tevere Remo. Potremmo tentare uno schema oppure una battuta diretta a rete. Passa a sinistra, ok, attacca il barba. Guarda Guancioli pure la sua posizione, leggi bene, Parte ora il numero 2. Lo schema a cercare il capitano, ma capisce tutto. Il numero 8 in maglia nera mette in rimessa laterale rossa. Occhio, scala di Guancioli sul pallone. C'è una palla, chiamano il movimento dei compagni, ma alla fine vanno a perdere il pallone con il numero 11 che lo recupera. Ma è bravo il numero 2 a stoppare l'azione offensiva. Il riparto, la partita è molto tattica, con le due squadre che si studiano e attuano un giro palla un po' a rilento. Ora il capitano alza lo sguardo.
Ora Guancioli per Errani. Errani sul pallone, la gira al capitano. Ora cerca un lancio di prima, ma non trova il compagno, ma trova nuovamente il pallone, lo può gestire. La Tevere Roma, il Tevere Remo cerca qualche sbocco. Sul numero 2 tenta la conclusione, che si perde l'altra, prima traversa. Riparte la Lusitana, la prima occasione per la Tevere Roma. Adesso la Lusitana con il numero 6 che riesce a portare in vantaggio la squadra ospite al secondo minuto di gioco. Riparte la Tevere Remo quando si trova sotto di una rete al terzo minuto del primo tempo. Le due squadre si trovano a distanza di 3 punti l'una dall'altra. La Tevere Remo vincendo potrebbe agguantare la Lusitana. In questo momento sta attuando un giro palla difensivo, forse ha dato spazio in tiro agli avversari. Il lancio lungo a cercare Hernani, la palla si perde sul fondo, una rimessa per la Lusitana. Se la scambiano molto il difensore con l'esterno, forse per dare aria alla manovra. Il numero 20 cerca Hernani che non è sul pallone, che viene recuperato dall'estremo difensore della Lusitana. Tempo l'autore del gol del vantaggio gestisce ora il pallone. Lancio lungo per il numero 10 che trattiene il pallone, poi trova il massimo, ovvero una rimessa laterale in zona offensiva. La prima azione la Tevere Remo è passare la Lusitana è passare in vantaggio, il numero 8 capitano, per poco non porta il punteggio sul 2-0. Hernani sul pallone, lo stoppa, via Guancioli che cerca la girata, si lamenta di un fallo di mano in area di rigore, non era avvisato dal direttore di gara. Neanche il calcio d'angolo, visto che Guancioli ha recuperato il pallone, l'ha toccato lui per ultimo. Segui Hernani, è roba tua, porca troia. Riparte il capitano, cerca l'1-2 con il numero 10. Ma che sta facendo? Tempo è stato ammonito il portiere della Tevere Remo per proteste, presumibilmente. Sulla battuta il numero 10 e il numero 6, anzi no. Il numero 7 e il numero 6 si defila l'autore del gol del vantaggio. Il numero 11 defilato, però il 7 tenta la battuta diretta a rete. Sempre in zona offensiva la Lusitana. Presa palla Marco. Dai, forte, forte, che butta sta palla. Dai che butta sta palla. Dai, Guancioli che presa. Dai, no, dai ragazzi, dai, oh! Dai, Costringe il numero 11 a un rinvio che si perde però al lato. Occhio destra, Cartero, buono. Occhio sinistra.
capitano allarga verso Hernani, 1-2 con Guancioli. Dai ora pizzica! Sempre il giro palla difensivo, ora il pressing della Tevere Remo è molto più accentuato, infatti è anche fruttuoso visto che vedono spesso il pallone in impostazione della squadra in maglia nera. Ma non mi portarlo, Muti! Parte veloce la Lusitana, tenta addirittura la conclusione del numero 7, la palla viene stoppata dal portiere della Tevere Remo. Ora Guancioli non arriva sul pallone Hernani per un tocco dei giocatori in maglia nera. Pensata bene in difesa a Tevere Remo, difficile trovare sbocchi. Dai Matti! Nel frattempo c'è un cambio per la Tevere Remo, esce il numero 14 Hernani, entra il numero 3, inserisce ora il pallone, lo gira per Guancioli, l'esterno cerca di puntare l'avversario, lo supera ma poi si porta il pallone sul fondo, il velo del capitano che permette al portiere di recuperare la palla. Rischioso ora il disimpegno del numero 10 in maglia rossa. Finta la conclusione, poi la gira per il numero 3, il capitano della compagine in maglia rossa. Riparte ora Guancioli, giro palla veloce per liberare, può tentare anche la conclusione, poi allarga, lancio lungo a cercare il numero 3 che stoppa il pallone, commette anche un fallo, si lamentano di questo fischio, cioè di maglia rossa. Ma cosa fischi? Il tempo esce il numero 10 della maglia della Sta calmo te, squadra arbitro! in maglia Sta nera, facendo la entra il lunizza! numero 9. Castelli, il laterale Siamo arrivati al 10° minuto del primo tempo, punteggio sul parziale di 1-0 per gli ospiti. I giocatori della Lusitana in maglia nera, in vantaggio difensore centrale che ora gestisce il pallone. Abbiamo visto spesso queste trame difensive da parte dei giocatori in maglia nera. Se ne va bene, supera Guancioli, poi viene atterrato fallosamente. A seconda del direttore di gara c'era una protesta, l'arbitro va a spiegare i motivi del fischio. Il tempo è uscito il numero 11, entra il numero 4. Partirà il numero 7. Una buona punizione. Vedremo se fanno uno schema, vediamo il capitano che è tutto libero alla sinistra del pallone, ma probabilmente andrà alla battuta diretta a rete. Ora la battuta a rete si scaraventa sulla barriera. Non abbiamo visto molte occasioni a gol, una per parte, la Lusitana è stata brava a concretizzarla. Lancio lungo a cercare il numero 7 che stoppa, si deve girare, ci riesce, poi viene stoppato bene dal numero 10, maglia rossa. Brava a intercettare l'esterno
della Tevere Remo. Un lancio pericoloso. D'altronde con un lancio del genere sono riusciti a passare in vantaggio gli ospiti. Occhio, resta a sinistra, Simo! Dai, ma ti sei andato, Mattia. Dai che è nostro. Marco, veniamo a calciare, mannaggia a voi. Oh, occhio lì al calcio, occhio lì al calcio, la doppia. Dai, di distanza, Castro, allora, Scire! Se ne va in qualche modo il numero 2, ma poi perde il possesso del pallone che viene recuperato ora dai giocatori in maglia nera. Se ne va bene il numero 7, viene anche firmato fallosamente. Uno dei più intraprendenti dei giocatori della Lusitana, senza dubbio esterno destro, con il numero 7. Il tempo è entrato anche il numero 4 al posto del numero 2 per la Tevere Remo. Sarà bravo il capitano a intercettare il pallone, poi però è falloso l'intervento dell'esterno Lusitano. Anzi, cercare il numero 4 che finta la confusione, poi la fa. C'è una buona rimessa in zona offensiva. Quindi siamo arrivati alla metà Distanza però. della prima Distanza. metà di gara. Che il tiro il numero 4, ma viene stoppato ora. Mancioli viene fermato. L'allenatore per mettere la palla in campo. Il capitano alza lo sguardo. Prova il compagno da sentire nell'esterno sinistro. Riesce a dar pionare il pallone in qualche modo l'attaccante della Tevere Remo, poi lo perde. Il sesso è ancora per i giocatori in maglia rossa che si trovano ancora sotto di una rete. È importante questo sono reduci da una sconfitta nel campo del capolista per 5-1. Si devono rifare subito. Mancioli che cerca la conclusione, anche il gol del 1-1 al 14° minuto del primo tempo. Dai ragazzi, forza! Ordinati adesso, ordinati. Andiamo dietro, grazie. Andiamo dietro. Andiamo dietro, c'è. Dio sta arbitro, ma non avete so. Il peggiora sul 1-1, parità totale. Grazie all'autogol. Il difensore Grande Macchi. Va bene. della Lusitana. Vai Mattia tua. Bravo Masci. Copri. Ora prendi, Matti, prendila. Bravo Mattia tua. Persa. Parte ora il capitano della Lusitana. Palla per il numero 7. Cercano di inventarsi qualcosa, ma è bravo Guancioli a mettere una rimessa laterale. No. Distanza, grazie. Culo. Siamo concentrati, Siamo svegli. Noi lì assai. Dai Mattia. Vai, guardare. Torna in diagonale. Sì. Dai. Destra, Simo. Puta! Ora il numero 7 può tentare la conclusione, lo fa. Viene murata, la palla è ancora dei neri. Con il numero 4 si deve far perdonare dell'autogol. Tentava una conclusione, ottengono un calcio d'angolo. I giocatori in maglia nera. La conclusione di prima, ora il numero 4 tenta la conclusione, ora il 3 tenta il tiro, ma è un rischio. Non glielo fai. Dai raga, mo glielo facciamo, bravo Matti. Pronto a calciare Claudio. Solo battuta il numero 10. Ora il tiro sporcato, ma non è pericoloso per l'estremo difensore della Lusitana. Cercano il cross in mezzo, cercare l'attaccante, ma
trovano neanche la rimessa. In banda Mattia, stop. Avvicina, guarda, stacca lo spazio. Sì, guaccio, sì, guaccio. Lancio lungo a cercare Guaccio, bravo. E attacchi in mezzo, in mezzo. Mano! Oh no! Signore, è mano! Ma ne vai fischia una, oh! E la seconda! Seconda! Vai! Bravo! Vitano a cercare l'attaccante, ma Vai! è stato intercettato dall'arbitro. Ha spaccato il pallone. Fischia una! Arbitro. La fischia solo una mano! Cioè, due falli di mano, due! Due falli di mano! Scaglio. Uno. Sempre il numero 10, il numero 7, anche il numero 9, il numero 3 per la Lusitana. Pazienza, pazienza. Scardinare la difesa della Lusitana. Non forzare, non forzare. L'allenatore chiede di non forzare la mano, fare solazioni. Conclusione del numero 3. Dai, Tevere, il nostro, dai! Nostra! No! Quello fa capitano dentro al numero 8, la palla in mezzo, ma Cancioli è bravo a spazzare, riparte comunque a Terremo, l'arcata verso destra, il cross, tanto bene. Bravo Castro, così Castro. Chiamato dalla Lusitana. Luca. Luca. Lusitana. Sì. Faccio quello che c'è sta, chi so. Vediamo quanto tempo passa, perché era avanti ai 3 minuti, che non è stoppato il tempo, 10 minuti. 10 minuti è finito il tempo. 25. 39, sicuro. Inizia ora nuovamente la partita dopo il time out chiamato dalla Lusitana. Punteggio di 1-1. Dai, raga, Girano palla in difesa, i giocatori Vai! c'è nel pressing. Guaccioli, l'arbitro. Il portiere fa scorrere la palla, rimessa da fondo. Lancio lungo, c'è il capitano. Torna qua, torna qua. Noi in linea, Scaglione, palla Mattia. Palla Claudio. Lascia. Bravo Marco, questa è una Partono aggressivo, aggressivo. Nostra! Bravo! riesco a trovare Vai! Palla di Bocchi, Mattia! i giocatori di maglia nera. Vedono tutti gli spazi. I giocatori della Terremo. Vai! Vai! O sei in due, sei messi male. Ok, no, stani, seguilo, cari, buca e taglia.
il numero 11 cerca di imbastire l'azione offensiva, ma non trova né compagni né la possibilità di un dribbling. Taglio dell'opposto, taglio dell'opposto. Sì, non è niente però a noi, oh. Tiena, Guaccio. Sei dentro. Ripartono da dietro i padroni di casa. Si allarga l'attaccante per mettere Capitano di proseguire, recupera il numero 8 con il numero, se ne va, viene anche fermato ma senza fallo. Nel frattempo il numero 11 Sveglia invece di parlare, non lo solo, chiamalo! è un cambio di battuta, l'azione non era valida, lancio lungo, cade la sponda dell'attaccante, esce il portiere fuori, c'è la munizione per l'estremo difensore della Lusitana. Basta, Cla. Non stava a fischiare. Non lo stava a fischiare, se non urlavamo. Guaccioli, vieni. Guaccioli. Dai, raga. Marco, via da là. La battuta numero 5, il numero 3. Distanza, Mattia. Guarda se si muovono prima, Ignorante, guarda se si muovono prima. Parte il numero 5, il portiere, bravissimo, il tiro e la porta. Mosso prima, Castro. Castelli, Bertrado, sei. Claudio, Perché la richiesta è andato da qui. oh, sono due qua. Cambia pure dietro, Nazio, lascia. Ripartono da dietro i giocatori della TV Remo, cercano di colpo di tacco ma la palla si perde, spallato, riparte il numero 11 della Lusitana. Nel frattempo l'allenatore della TV Remo chiama il time out. Bravo, Mazzi, poi. Lancio lungo a cercare la Arbitro! tiene il pallone, striscia bene, fa seguire i suoi compagni, poi arretra dal capitano, si allarga, poi va in avanti cercando di ridargli il pallone, ma Per favore. No, palla è troppo lungo. Campo qua, ricordiamo. Riparte ora la Lusitana, cerca di inventarsi qualcosa, La metti tua. numero 11, Vieni! Attacchiamo! Dai, che l'ha persa! il lancio del portiere a cercare proprio il numero 11 che la stoppa di petto ma non riesce a trovarsi poi il pallone. Lancio anche l'attaccante in maglia rossa, lo stoppa di petto, non si trova neanche lui il pallone. Dai, time out. Mister 26, Time out Mister 26, da parte della TV Remo. Lo so che non sono credibile così, sì, però anche è vero. Anche 3,
Riparte ora quando mancano più o meno Dai 5 raga, minuti. dai si può fare, Alla fine stiamo facendo del meglio noi, primo dai tempo, punteggio dai Marco, dai guarda, ce ne 1-1. facciamo, quanti glielo fai È stata in vantaggio all'inizio la Lusitana, poi sono stati recuperati al salato gol del numero 4 con il lancio lungo numero 11 che tiene il pallone, lo gira per il numero 10 che allarga, ora il 3 tenta la conclusione, Porta su, Guaccioli, portalo su! Portalo fuori, sarà così da ripartire da dietro, presumibilmente il numero 11 che lo trova Sbocchi. Dai che pezzo, dai che pezzo! Bella palla davanti, numero 11 anche un tunnel all'attaccante del Teveremo, riparte adesso il 10 chiede uno scambio ma nel frattempo cade. Entra entrato il numero 10 della Teveremo, chiede lo scambio il capitano ma non viene accontentato, nel tempo ripartono. Rimaniamo là! Dai a 3, più a 3! Dai Giallo, va bene. In diagonale. 29, dai raga, Palla di Mattia! Ripartono i giocatori in maglia nera, Vai Marco! lancia a cercare il 10 ma il capitano della Teveremo è bravissimo al tempo, poi si fa strappare il pallone. Palla di Guaccioli, la gira! Ripartono i neri, i ritmi non sono molto alti, a dire il vero. Portalo su adesso, portalo su! Vai, vai la tua Matti. Vai, tu Marco. Cara destra, vai Matti. No in linea, no in linea, no in linea! Seguilo Matti. Scorre l'attaccante della Lusitana, trova il gol, grazie all'autogol del difensore anche della Teveremo, 2-1 per la Lusitana al 30esimo più o meno. Continuate così! È finita, dai, Oh, dai! Per te, vado io. Occhio sinistra! 2 minuti. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, abbiamo una parziale di 2-1 per gli ospiti della Lusitana, abbiamo assistito a un gol Un metro da morire, non devi parlare. Devi ammonire. Ogni cosa, il tiro capitano che trova di sinistro, difesa del risultato. Andiamo ragazzi, dai, un minuto. Vai tra le linee, scopri di Mattia! Vieni su! Vai che la mano. Bravo Matti. Per la protesta. Solo noi, il portiere per la protesta. Andrea! Non manca meno di un minuto alla fine dell'incontro, vedremo questa dovrebbe essere l'ultima azione. Vedremo con il sinistro del capitano disinnescato dal portiere della Lusitana. Secondo giallo. Siamo allo schema, 2 che tira, palla ancora per il numero 6, il numero 2 con Guancioli che con un numero se ne va, scarica a sinistra, il capitano a lottare con il capitano della formazione avversaria, partono in qualche modo i giocatori della Lusitana, è stato costretto al fallo il numero 3 che verrà anche ammonito. Calma Marco, calma, è finito il primo, dai. Dai, più squadra ragazzi, giochiamo più, dai Finita intanto. 32 è finita. Finita ragazzi. Oh, è finita. Questa azione probabilmente si chiuderà la prima metà di gara e così
Punteggio sul 2-1 per la Lusitana. Fine il primo tempo. Sta per iniziare ora il secondo tempo sul punteggio di 2-1 per la Lusitana. Ora sulla battuta i giocatori della Tevere Remo a cercare Masci. Masci va indietro per Guancioli, la gira per Castelli che cerca di mettere in mezzo dove c'era Castroni, ma non trova solo il calcio d'angolo. Il secondo in pochi minuti. Esce anche Gallori e c'è il gol del numero 4, il difensore della Lusitana, Leone, autore anche dell'autogol nel primo tempo. Ora si fa perdonare, 3-1 per la Lusitana. Ci troviamo ora sul punteggio parziale di 3-1 per la Lusitana. Ora Castroni può tentare la conclusione, viene però murata da Losito. Da Leone. La palla per Dura, tenta la conclusione. Gallori, grazie anche a Masci, riesce a disinnescare la conclusione del numero 11. Ora riparte Castroni, c'è all'orgo da solo Castelli che tenta la conclusione. Ora Castroni anche lui, doppiamente bravo. Ricci. Il tempo è stato ammonito anche Masci per proteste. Ma che stai facendo? Ma che stai facendo, arbitro? Ha detto no, detto, ammonisci, arbitro. Sul pallone Che stai facendo? Ha detto no, ha detto. Sta a fare il protagonista. Quello che accende la palla prima manca ammonito, noi diciamo no, ammonisci. Un'ora poi, sei pure diffidato. riparte ora Losito, larga per Dura che cerca il lancio lungo a cercare nuovamente Leone che si è fatto perdonare dall'autogol del primo tempo. Castroni, la gira per Masci che sale, trova Guancioli, c'è il movimento di Castelli che viene ora servito, si allarga, cerca di andarsene, poi viene fermato fallosamente. Ci sarà una punizione da ottima posizione sulla battuta Castroni. Diamo punteggio sul 3-1 per gli ospiti. Tutto pronto? Parte ora Castroni, ma Ricci si frappone tra lui e la porta e riesce a mantenere il punteggio sul 3-1. Nuovamente Castroni allarga per Castelli che deve puntare Leoni. Recupera palla Dura, cerca di ripartire ma poi se la porta fuori. Leone intercetta il pallone, riparte dal capitano Losito che lancia, la palla è fuori. Castroni cercare Castelli che recupera il pallone, poi viene fermato fallosamente nuovamente da Leone. Tempo Guancioli è chiamato a uno schema, batterà Castroni, in area di rigore solo Castelli per la Tevere Remo. È uno schema quello tentato dai giocatori in maglia rossa ma non riescono a realizzarlo. La palla ora per Castroni, riparte da Guancioli, invita
Masci ad allargarsi, poi va da solo, allarga per Castroni che la mette in mezzo dove non c'è più nessuno, riparte Leone che viene fermato fallosamente da Castelli. Allora, Losito allarga per Dura, ancora Dura, vede Barba, pensa di servirlo, poi cambia idea, arretra per Leone. Ora cercano l'1-2 ma non si conclude, il pallone è troppo alto. Mancioli per Castroni. Sono invertiti gli esterni con Masci che è venuto a sinistra. Tempo si lamentano di una trattenuta i giocatori della Tevere Remo. Oh, ma tu sei proprio disilentato nello spazio e nel tempo, sei! Ammonizione anche per Guancioli, sempre per proteste. Disilentato sei! Hai rotto il cavolo, hai rotto, Insultalo, poi fanno la lettera. Ecco, bravo, prima che quanto sei disilentato. Siamo ritardati. Riparte ora a Tevere Remo con Masci, ora Castroni, Guancioli, Castroni tenta la conclusione, Barba, rimessa laterale, palla per Castroni, tenta ancora la conclusione. Masci per Castroni, che tenta sempre la conclusione. Dai ragazzi, dai! Una distanza, dai raga, non vogliamo, su! Masci per Castelli, nuovamente per Masci. Non riescono a trovare una conclusione pulita i giocatori della Tevere Remo. Tenta il numero a Castelli per liberarsi dalla conclusione, ma viene fermato da Barba tempestivamente. Ora la palla è ancora per i giocatori di maglia rossa con Castelli che cerca di girarsi, ma è bravo Losito a mettere in calcio d'angolo. Castroni cerca Guancioli, ma Barba lo anticipa e poi subisce anche il fallo. Palla, tu sei disorientato proprio! Palla! Guarda, stai pure là, manco di stare dall'altra parte! Vado! Non uscire il venerdì sera, non bere! Apicella è entrato ora al posto di Dura, è diventato anche il numero 7 Magrini. Tagliaboschi. A posto di Leone, nel frattempo Castelli cerca la conclusione, ottiene un altro calcio d'angolo per la Tevere Remo. È entrato Amadio al posto dei Castroni. Ma sono 3 falli, più che quello è 4! Una fase un po' di confusione della gara. Palla messa in mezzo da Guancioli. Apicella, bravo a intuire il passaggio. Nel frattempo Masci tenta la conclusione che si perde a lato. Guancioli la alza dove però non vi è nessuno. Può respirare la Lusitana. Il Lusitana. Losito
per Apicelli. La pressione chiamata dal numero 10 della Tevere Remo. Riparte Amadio per Masci, ora Castelli allarga per Cerasaro, Masci per Castelli, cerca di liberarsi dalla pressione di Barba, ora Cerasaro, ancora Masci, Amadio, da Castelli tenta la conclusione ma è bravo con i piedi Ricci a mettere in calcio d'angolo. È tanta la pressione della Tevere Remo in questo secondo tempo. Amadio di tacco per Masci che non si intende però con Cerasaro. Possono respirare i giocatori in maglia nera. Tempo. Lancio lungo per Apicelli. Amadio per Castelli, ancora Castelli che cerca Antonica, conclusione di Cerasaro ma viene stoppata bene dal capitano Losito. Cerasaro per Castelli che finta la conclusione ma si allunga troppo il pallone e poi commette fallo su Tagliaboschi. Tagliaboschi ora a cercare Apicella. Cerasaro per Amadio. Antonica se ne va di prepotenza, poi cerca di metterla in mezzo e ottiene una buona rimessa. Antonica per Castelli. Tenta la conclusione, viene però murata. Amadio sempre ad impostare. Cerasaro allarga. Antonica cerca di servire nuovamente Cerasaro ma la palla è troppo defilata. Oh, battiamo! Oh, un'ora per batte! Oh, battiamo! Tagliaboschi per Losito che cerca Apicella. Bravo Castelli a recuperare il possesso, poi si lamenta di una trattenuta ma non è ravvisata dal direttore di gara. Losito per Apicella. Tagliaboschi sotto la pressione di Cerasaro ottiene però una rimessa laterale a favore. Losito cerca il numero 5. Tagliaboschi sul pallone, viene fermato non fallosamente. Arrivano sempre sul pallone i giocatori da Tevere Remo ma non riescono a trovare un gol che significherebbe diventare lo svantaggio. Ci va vicino ora Castelli ma il tiro è stato murato. Ora Amadio nuovamente per Castelli, molto attivo in questa seconda metà di gara. La palla per Amadio, tenta una conclusione ma non è pericolosa. Riparte Apicella ma Antonica commette fallo. Con calma signore, con calma, con calma, prendi la palla con calma. Losito per Tagliaboschi che può puntare Cerasaro, se ne va ma Antonica è bravo a intercettare la sfera e poi a chiamarla, viene servito. Antonica poi per Amadio, Amadio allarga per Castelli, lancio lungo a cercare il numero 5 ma Gallori recupera il pallone, riparte Antonica, si ferma,
Cerasaro richiama il pallone, preferisce servire Amadio, che allarga nuovamente per Antonica e tenta la conclusione, però si perde al lato. Ricci chiama il passaggio lungo, poi però preferisce servire Losito. Nel frattempo è rientrato Dura al posto di Tagliaboschi. Apicella cercava di recuperare il pallone, ora di tacco Castelli cerca di servire Cerasaro. Apicella riparte l'attaccante ora della Lositana, ripartono, cerca di uscire basso. Gallori ottiene anche una rimessa laterale a favore. Cerasaro contro Dura, poi allarga dove non c'è nessuno, Castelli si deve impegnare per recuperare il possesso, poi allarga per Amadio, Amadio per Castelli, Antonica per Amadio, indietro per Cerasaro che allarga per Antonica, che prova la conclusione, poi di tacco per Castelli, anche lui va alla conclusione e ottiene un calcio d'angolo. Nel frattempo rientra Castroni al posto di Amadio. La palla alta a cercare proprio Castroni che va alla conclusione, la palla forse è deviata, è così, una rimessa laterale ancora in favore della Tevere Remo, che si meriterebbe come minimo un gol per dimezzare lo svantaggio. Ora il numero 3 Antonica si fa perdonare anche lui dell'autogol e trova il gol del 2-3. Non è così, non è gol. Fischiato un fallo l'arbitro. Ma cosa hai fischiato? Sei ridicolo! Ma cosa hai fischiato? Sei ridicolo! Ma cosa hai fischiato? Espulso l'allenatore della Tevere Remo per proteste. Non si è capito cosa abbia fischiato l'arbitro. Quel che si è capito, quel che si è capito è che il gol è stato annullato. Dice blocco. Non si è giocato, non stai facendo giocare. Siamo fermi da 2 minuti, siamo fermi. Non stai facendo giocare. Nel frattempo è rientrato sia Barba sia Leone per la Lusitana. Partono a cercare Antonica che stoppa bene il pallone, poi di fisico riesce a reggere l'impatto di Dura e Barba. Ora Castelli riesce anche lui. Ammonito nel frattempo anche Castelli. Un po' di confusione, ricordiamo le molte ammonizioni e l'espulsione anche di Masci, sempre per proteste. Masci è stato allontanato dal campo, è il secondo espulso dopo il proprio allenatore. C'è una partita tranquilla, tu l'hai rovinata, tu! Cioè, sei veramente un ritardato, sei! Ci troviamo più o meno al 20° minuto del primo tempo, ma si è giocato poco, una partita molto tesa. Nel frattempo anche un tiro libero che verrà battuto ora da Tagliaboschi contro Gallori. Vedremo, tutto pronto, parte ora Tagliaboschi e Tagliaboschi firma il gol del 4-1 che probabilmente chiude l'incontro al 20° minuto del secondo tempo. 4-1. Mettiti la casacca nera. Guarda, ti giuro, metti la casacca nera, tanto mo devi uscire dal campo.
deficiente. Sei un ritardato mentale, veramente. Castroni per Castelli, vedremo se tenteranno almeno una Dagli il tiro libero! Una reazione. Dagli il tiro libero! Dagli il tiro libero, dai! Cerasaro per Antonica, ora Castroni alla conclusione, ma è bravissimo Ricci a non farsi superare. Cerasaro per Castelli, anche lui tenta la conclusione, nuovamente calcio d'angolo. Antonica può tentare la conclusione, time out ora per la Tevere Remo sul 4-1 per la Lusitana. Oh, butta fuori qualcun altro, Iniziatore! Non ci parlare che è ritardato! Non ci parlare che Cinaccio è ritardato! Hai rotto il cazzo! Ma che è davvero? Sta fuori dal campo, sta! Hai rotto il cazzo, te ne vai! Te ne stai là! Te ne stai al posto tuo! Guarda, gli sta proprio a rompere, gli sta! Arbitro! 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 Hai rotto il cavolo, hai rotto! Hai rotto il cavolo! Cioè, ti rendi conto che stai a fare? Un'altra espulsione e l'arbitro chiama la chiusura della partita anticipata per eccessive proteste. Non si è capito molto. La gara si chiude sul 4-1 a quanto pare. Vince la Lusitana.